Ospiti spostati e spettatori deviati in un'alta tenso struttura. Sorprese bufera ieri sera a Treviso sul teatro Eden, vi sarebbero problemi di inagibilità. L'ira di Mario Conte. Il sindaco era 20:10, poco prima che scoppiasse la bufera, e qui aveva anticipato assieme al presidente dello Stabile del Veneto le novità di un altro teatro, il Comunale del Monaco. 3 appartamenti visitati nella notte dei ladri in un condominio al Parco Ducale a Treviso hanno agito indisturbati mentre i proprietari dormivano, la loro paura ai nostri microfoni. Una lite con il figlio tra i giardinieri trovatisi in mezzo alle tensioni familiari ieri ad Osson di Casiera, attimi di tensione con un anziano armato di fucile. Si allarga il fronte di chi cancella il nome del Prosecco dalla propria bottiglia. Il giorno della prima vendemmia sulle colline UNESCO, il titolare di Astoria ammette: ci stiamo pensando, l'ira del presidente della Camera di Commercio, è una follia. Spettacolo per quasi 3.000 persone al 51esimo Stormo di Strana, che festeggia 80 anni di vita e anche i 30 anni di attività degli aerei AMX. La chiamano estate settembrina, il bel tempo continuerà a caratterizzare il weekend e i primi giorni della prossima settimana, lo dice il meteorologo Giancarlo Iannicelli. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, e dunque in primo piano parliamo dei teatri di Treviso, 2 situazioni diametralmente opposte. Allora, la prima che vi raccontiamo riguarda la bufera scatenatasi da ieri sera sul teatro Eden di Treviso e destinata forse a prolungarsi anche nei prossimi mesi. Il teatro all'Eden è inagibile. Questa è la risposta giunta mercoledì all'ISRA alla vigilia dell'apertura dell'Alzheimer Fest, che doveva tenersi ieri sera con uno spettacolo nel secondo teatro della città. E queste sono state le conseguenze per la manifestazione. 2 persone nel buio del parcheggio di via Monterumici che deviano le macchine verso il Sant'Artemio e un furgone delle case di riposo trasformato in navetta per gli spettatori sbalorditi nel trovare il loro teatro Liberty spento e soprattutto chiuso. Lo spettacolo è stato trasferito in fretta e furia nella tensa struttura innalzata all'esterno della provincia, con all'interno il sindaco Conte a scusarsi con tutti. Io vi ringrazio anche per l'accoglienza affettuosa che mi avete riservato fuori, di parole, di sangue, di tutto. In realtà fate bene a dirmene e dovete continuare a dirmene, perché mi hanno detto che il gradimento di un sindaco si pesa in base alle parole che prendi. Credo che questa sera mi amate. In realtà il disguido del teatro non è colpa mia, però voi continuate a dire più parole a me che io giustamente in caso porto a casa. Sorrisi che però celano la profonda irritazione del sindaco per una chiusura che potrebbe durare davvero a lungo. I segnali c'erano già da mesi. Con la liquidazione della Teatri Spa, se il Comunale è stato salvato con l'ingresso nel circuito regionale, restano fuori il teatro L'Eden e quello delle Voci. Quest'ultimo, gestito da privati, pare sia già in avanzata fase di cessione, mentre il futuro del secondo teatro della città sarebbe tutto da scrivere. Del resto Fondazione Cassamarca ha ceduto tutto il personale tecnico, con il risultato che al momento ci sarebbero oggettive difficoltà nel metterlo in funzione. Poi c'è la lunga serie di enti, associazioni e privati che si sono messi in lista sin dall'inizio dell'anno per avere i loro eventi all'interno del calendario, con tanto di sopralluogo per definire tempi e spazi. Allora al momento continuavano ad arrivare vaghe risposte fino a mercoledì, quando l'ISRA si è vista negare la struttura a 24 ore dall'inizio dell'evento per inagibilità. Dal canto suo Fondazione conferma l'attuale situazione, evidenziando però che si tratta di un imprevisto e che nei prossimi mesi il teatro tornerà in funzione, e conclude sottolineando che l'Eden è comunque proprietà privata e che come tale verrà concesso a discrezione. La tariffa è di 50.000 lire. E poco prima, abbiamo visto Mario Conte, poco prima della bufera del teatro Eden, il sindaco Conte era a 20:10 ospite proprio nei nostri studi assieme al presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, per parlare della nuova vita di un altro teatro, il simbolo dei teatri a Treviso, ovvero il Comunale, e annunciando numerose novità. Io qui strappo una promessa al Presidente, perché io il teatro lo voglio vedere aperto tutto il giorno, è talmente bello che deve essere visitabile anche per le migliaia di turisti che oggi stanno invadendo in modo pacifico la nostra città. Presidente, questo si può fare? Ci stiamo organizzando. Ha ragione il sindaco, il teatro deve essere un luogo che vive tutto il giorno. Il Teatro Comunale del Monaco come un museo aperto ai turisti. La proposta piace e verrà sviluppata. Solo una delle anticipazioni di 20:10 sul futuro del simbolo culturale di Treviso, che si appresta a vivere la sua prima avventura
sotto l'egida del Teatro Stabile del Veneto, ancora di salvezza che ha allontanato lo spettro della chiusura. Il Comunale sta per iniziare la stagione 2019-2020 e se la presentazione ufficiale è fissata per giovedì 19 settembre, il presidente Beltotto anticipa ad Antenna 3 alcuni assi nella manica. Apriamo con Marco Paolini la stagione di prosa e invece la stagione lirica, Madama Butterfly. Portiamo uno dei più bei goldoni che siano mai stati prodotti, Ovvero? la Casanova. E poi avremo, diciamo, una cosa che credo che piaccia a tutti, una grande stagione di comici. Il Marco Paolini, che porta a Treviso lo spettacolo Nel tempo degli dei, è solo una delle chicche della nuova vita del Monaco, come ad esempio nella politica degli abbonamenti, con 2 novità. Sconti agli under 26 e alle famiglie per attrarre un pubblico eterogeneo in sala. E ancora, il progetto di un teatro che diventa editore dei testi rappresentati. Questi testi spesso vengono scritti per noi. Allora, in accordo con le case editrici dei nostri grandi autori, Bugaro su tutti, vorremmo prendere i suoi testi, ridurli a volumi e poi metterli in vendita per la gente che viene a teatro. Nuova vita del Comunale nell'anno in cui si celebra il 150° compleanno, e qui è il sindaco ad anticipare. Festeggeremo questo grandissimo evento con un concerto straordinario, con degli ospiti straordinari. Questo no, non vi posso dire cosa, stavo per dirlo, perché stavo per chiederglielo. sarà una sorpresa per la città. Ma una festa già ci sarà il 19 settembre. Alla sera la stagione teatrale verrà presentata direttamente al pubblico in una grande festa cittadina, alla quale Comune Teatro invitano in diretta anche il neo ministro alla cultura Franceschini. Invitiamo Franceschini il 19 Assolutamente sì, Ma certo, ci mancherebbe. assolutamente. E per l'occasione il presidente Beltotto con una battuta strappa un'altra promessa a Conte. Se il 19, quando presentiamo la stagione, non c'è fuori la bandiera del Leone di San Marco, mi dimetto. Io non volevo rovinare la sorpresa del presidente, ma era un omaggio che la città voleva fare al teatro e quel giorno l'avremo appesa. Intanto sempre in città un altro importante elemento del centro, perché è fissata nei prossimi giorni la firma del preliminare tra Camera di Commercio e Fondazione Cassamarca per il passaggio degli uffici da Piazza Borsa a quella delle istituzioni, la fine di un contenzioso infinito tra 2 enti, ma anche l'apertura di un cantiere per quanto riguarda l'edificio storico nel cuore della città. E dal presidente Pozza oggi la conferma: al massimo tra 15 giorni presenteremo, dice, il progetto che rilancerà l'intera struttura, trasformandola in una galleria commerciale con negozi, ma anche uno spazio esposizioni nell'attuale sala contrattazioni, mentre per i piani superiori sono previsti uffici e infine un'area residenziale. Pare anche confermata l'ipotesi di un'apertura verso i giardinetti di Sant'Andrea e soprattutto l'intera ristrutturazione dell'ala di via Fiumicelli. E adesso restiamo in città, ma per parlare di sicurezza. 3 appartamenti visitati nella notte dai ladri in un condominio al Parco Ducale, e i ladri hanno agito indisturbati mentre i proprietari dormivano. Stamattina alle 7 quando siamo alzati abbiamo visto che avevano sforzato la porta qui di ingresso, abbiamo visto i buchi, però fortunatamente non sono riusciti a entrare. Ladri scatenati nella notte al Parco Ducale, nella nuova lottizzazione in via Vasaria, Santa Maria del Sile. I malviventi hanno preso di mira un intero condominio, e se in questo appartamento al piano terra, dopo aver scassinato gli infissi, i ladri non sono riusciti ad entrare, peggio è andata ai residenti di altre 2 abitazioni al primo piano. E loro erano in casa e sono andati dentro, non sono accorti di niente, stavano dormendo e sono entrati, abbiamo aperto due borse, le hanno buttate giù, le hanno aperte qua, hanno lasciato la roba qua, erano 2 valigie, che erano appena tornati, insomma, dalle ferie e cose, e loro dormivano, non si sono accorti di niente. Ingente invece il bottino del terzo colpo in un appartamento al Civico 5 dello stesso condominio. Mentre la proprietaria si era addormentata sul divano, i ladri sono entrati da una finestra ed hanno rubato preziosi gioielli ed una borsa firmata. L'incredibile è che nessuno, né nelle case svuotate dai malviventi né negli appartamenti dello stabile, abbia sentito qualcosa di sospetto. Io sono venuto su stamattina alle 4 e mezza, non ho sentito niente, sono andato anche in giardino, però niente, non ho sentito niente. Nessun rumore. La polizia, con gli agenti delle volanti e della scientifica, ha lavorato per tutta la mattinata per effettuare i rilievi e cercare elementi utili alle indagini. Non è la prima volta che si verificano furti nella zona, tra l'altro al centro di un'annosa polemica per il malfunzionamento dell'illuminazione. C'è gente che gira e che tentava di rubare, c'è un problema particolare quanto so io, c'è spesso la polizia che passa e quindi c'è qualcosa in giro, insomma, che dovrebbe essere un po' visto.
Ancora cronaca dal centro, travisato con berrettino occhiali, è entrato dalla porta antipanico all'interno del negozio bio Spigadoro in Viale della Repubblica e ha razziato tutto il denaro contenuto nelle casse, circa 1.000 euro. Il furto, verificatosi ieri sera intorno alle 23, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Dalle immagini, i carabinieri di Treviso che indagano sull'episodio stanno cercando elementi utili a risalire al ladro. La politica adesso, perché se avete seguito il telegiornale del Veneto e di Venezia, sapete che da oggi ci sono 3 sottosegretari veneti nel nuovo governo, nel Conte bis, Achille Variati all'interno, Andrea Martella all'editoria e Pierpaolo Baretta all'economia, ritorno all'economia. 3 sottosegretari del Partito Democratico, l'ex sindaco di Vicenza e 2 sottosegretari veneziani. E tra i sottosegretari c'è anche Riccardo Merlo, 57 anni, argentino, con origini venete, anzi trevigiane. La famiglia infatti è emigrata in Sud America da Miane, eletto per la prima volta alla Camera nel 2006 nella circoscrizione estero per fondare un paio d'anni dopo il movimento associativo Italiani all'estero. Alle politiche del 2018 è stato eletto al Senato e in seguito nominato sottosegretario, incarico che comunque è stato riconfermato nel Conte bis. E chissà se a Roma arriva la polemica del Prosecco, la guerra del Prosecco che si sta imperversando ormai da giorni, mentre un altro grande marchio trevigiano sta meditando di togliere il termine Prosecco dalle bottiglie. Il presidente della Camera di Commercio si esprime con toni durissimi verso chi vuole appunto cancellare il nome Prosecco. Sentite. La differenza dobbiamo farla capire al consumatore. Se il consumatore non capisce la differenza si beve tutto. Io direi togliamo il fiasco a qualcuno. Non usa mezzi termini il presidente di Camera di Commercio, decisamente irritato per quello che sta succedendo nel settore del Prosecco. Al momento il prodotto traino dell'agricoltura trevigiana e veneta è una delle eccellenze italiane al mondo. Una follia, secondo Pozza, decidere di cancellare una parola che in tanti anni di fatica e investimenti è diventata simbolo di un prodotto ed ora anche di un territorio unico nel suo genere. E sugli attriti tra produttori di pianura e di collina, Pozza non condivide il presidente del Consorzio Superiore Innocente Nardi, che punta a mantenere distinti i consorzi. Una regia unica, in modo tale da poter promuovere i prodotti, da difendere i prodotti, ovviamente con le specificità. La si fa solo se ci sono risorse e una programmazione condivisa. Le risorse sono poche, se le mettiamo assieme allora le risorse possono essere tante e allora il DOC può aiutare il DOCG e viceversa. Anche per il presidente di Coldiretti Treviso a questo punto bisogna abbassare le polemiche. Bisogna far sedere al tavolo tutti i protagonisti per cercare di far sintesi, far capire comunque che esiste sì un prosecco di pianura che sta avendo grande successo, che ha trainato poi anche la DCG se vogliamo, perché 450 milioni di bottiglie non è un qualcosa che raggiungi così in maniera facile, se non con grandi sacrifici e grande impegno da parte delle aziende. Esiste invece un prosecco di collina, che è la collina Laudobbiana, che sono 90 milioni di bottiglie, che vanno valorizzati per quello che sono, perché nessuno può dubitare il fatto che il Prosecco è nato qui. Nel frattempo la scelta di cancellare il termine Prosecco coinvolge un altro marchio famoso. Nelle etichette delle bottiglie a storia del prossimo anno troveremo il termine Prosecco? Ma anche lì è una discussione che è nata in azienda, che stiamo valutando, abbiamo tutto il tempo per decidere, visto che comunque usciremo a gennaio con i nostri millesimati. E sulla guerra del Prosecco è tornato oggi a parlare anche il governatore Luca Zaia, che accusa chi parla del famoso decreto del 2009, quando era lui ministro dell'agricoltura, accusa chi mette in mezzo il decreto di essere in malafede. Sentiamo l'ora delle sue parole. Qualcuno vuol dire che il mio decreto del 2009 li ha penalizzati, non è vero. Non è vero, perché nel 2009, quando intanto non è una scelta politica, si vergognino quelli che dicono che è una scelta politica, è una scelta concordata con i territori. Se qualcuno vuol dire che non è vero, documenti che non è vero. Nel 2009, quando ho preso in mano la situazione, il Prosecco non lo produceva solo Conegliano e Valdobbiadene, ne facevano 50 milioni di bottiglie loro e solo in provincia di Treviso in pianura 160 milioni. Erano autorizzate 5 province in Veneto e 4 in Friuli Venezia Giulia con una denominazione allora si chiamava IGT
e poi tutto il resto d'Italia ed Europa poteva imbottigliare un vino e chiamarlo Prosecco, ed è esattamente quello che accadeva in Puglia piuttosto che in Romania. Il decreto cosa ha detto? Ha detto lasciamo l'uso esclusivo del nome solo alle aree autorizzate, quelle che storicamente lo facevano. Quindi abbiamo confinato l'utilizzo del nome Prosecco. Prova ne sia che siamo passati da 250 milioni di bottiglie a 650 milioni di bottiglie. Porre la questione della tutela della collina rispetto alla pianura è sacrosanto, l'ho sempre posta io, non so, questi sono tutti i miei discepoli. Trovare la scusa del decreto vuol dire non aver capito nulla, vuol dire non conoscere neanche la normativa. Immaginiamo per un attimo che io non avessi fatto il decreto. Oggi avremo tutta Italia e tutta Europa che imbottiglierebbe Prosecco. È esattamente quello che stavano facendo nel 2009. Se l'alternativa che volevano i produttori è questa, allora vuol dire che forse varrebbe la pena di chiedere addirittura la revoca del decreto. Torniamo alla cronaca, una lite con il figlio e 3 giardinieri trovatisi in mezzo a tensioni familiari. Ieri ad Osson di Casiera attimi di paura con un anziano armato di fucile. Un fucile da caccia in spalla e poche chiare parole: smettete e andatevene. La minaccia evidente veniva da un anziano, un 87enne pensionato, ma questo non ha messo meno paura ai 3 giardinieri che stavano eseguendo potature di piante. Così un 65enne e un 42enne di Noale e il loro collega, un 51enne di Campo San Piero, hanno obbedito, chiamando però al tempo stesso i carabinieri dopo essersene andati. La scena ad Osson di Casiera ieri pomeriggio, con giardinieri finiti loro malgrado in mezzo alla tensione tra il pensionato e il figlio. Nella proprietà di quest'ultimo infatti stavano lavorando proprio al confine con la casa del genitore. Il motivo della minaccia, secondo i carabinieri, è da ricondurre ai pessimi rapporti tra l'anziano e il figlio, che aveva ordinato agli operai di svolgere il lavoro di potatura. È bastato questo a far scattare la rabbia dell'87enne. Il fucile, come hanno rivelato i militari, non era fortunatamente funzionante, ma ne hanno trovati altri 3 in casa, tutti detenuti legalmente. Per l'uomo, inevitabile la denuncia per minaccia aggravata. Torniamo in città. Ieri sera Luciano Benettone e Olivero Toscani insieme all'inaugurazione del nuovo evento La Galleria delle Prigioni, occasione per parlare di politica, di Treviso e del futuro anche del gruppo di Ponzano. Ormai non è più una prigione, la prigione è fuori, invece la libertà dell'arte, dell'espressione. A Treviso per l'inaugurazione della mostra di opere dalla collezione privata di Luciano Benettone alla Galleria delle Prigioni, il fotografo Olivero Toscani, tornato a collaborare con il gruppo di Ponzano Veneto, liquida in una battuta l'attuale situazione politica. Di essere ottimisti, comunque peggio di Salvini non poteva essere, quindi questo non può essere che meglio. E avanti al futuro della città guarda anche Luciano Benetton, da una piazza Duomo parzialmente riqualificata proprio dalla sua famiglia, e non è detto che ci si fermi qui. Sono piccoli colpi in avanti, diciamo che deve diventare sempre più bella, perché è bello vivere in una città che sia un po' più bella di prima. Lo stesso spirito anima il suo sguardo sull'azienda. Penso sempre in maniera molto piacevole, merita una considerazione, diciamo, di ormai classicità, cioè noi facciamo parte del DNA della nostra città, ma del mondo dei giovani anche. Pochi istanti di pubblicità, poi ci sposteremo a Istrana con lo spettacolo degli AMX e delle frecce tricolori. Rieccoci in studio in diretta. Allora, come anticipato prima della pubblicità, andiamo a Istrana, una giornata davvero particolare al 51esimo stormo. Doppia giornata di festa all'aeroporto di Istrana. 2600 appassionati di tutta Italia sono giunti nella base della Marca per festeggiare gli 80 anni dalla costituzione del 51esimo stormo, avvenuta nel lontano 1° ottobre del 1939. Ma non solo, oggi si è celebrata un'altra data importante, la ricorrenza del 30° anniversario dell'entrata in servizio operativo del cacciabombardiere AMX. In tutto l'aeroporto i visitatori hanno avuto l'occasione di ammirare i gioielli del volo in dotazione all'aeronautica, visitare mostre all'interno degli hangar e addirittura provare l'ebbrezza di entrare in una cabina di pilotaggio di un AMX. A fare da cornice le frecce tricolori che hanno fatto tenere tutti con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni della squadra acrobatica nazionale.
Ogni volta è sempre un'emozione. Bellissimo, è sempre uno spettacolo meraviglioso. Quindi il sorvolo dell'attesa squadra di AMX, la più fotografata, con gli speciali colors dei gruppi di volo che hanno avuto in dotazione il velivolo. Con un pilota d'eccezione, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale di squadra aerea Alberto Rosso. Com'è stato volare sopra un AMX? Bellissimo, è stata per me, non dovrei dirlo forte, la prima volta che ho volato su un AMX, quindi tenevo a farlo, sono riuscito a farlo adesso da capo di Stato Maggiore, è stato un volo bellissimo, in una cornice spettacolare col tricolore delle frecce tricolori a fianco, è stata un'emozione. Per il 51esimo stormo la base di Istrana rimarrà una base strategica anche per i prossimi anni. È una base che è strategica, in realtà mi verrebbe da dire fin dalla prima guerra mondiale. Ricordiamoci le battaglie di Istrana, ricordiamoci gli scontri gloriosi, importantissimi che su questi cieli si sono svolti nel 17 e nel 18. L'AMX è stato un aeroplano importante, si sta avvicinando alla fine della sua vita, il 51esimo stormo, come tutti i reparti dell'aeronautica, evolve, cambia, acquisirà macchine nuove, continuerà a essere un tassello, un pilastro fondamentale dell'aeronautica militare, continuerà la sua presenza qui sul territorio. Nell'aeronautica ci sono anche gli esperti di meteorologia come il generale Giancarlo Iannicelli che ci parla del tempo del weekend e anche dei prossimi giorni. Sentiamolo. Anticiclone delle Azzorre che si è attivato di nuovo, ha rilasciato un secondo centro anticiclonico di alte pressioni su di noi e il risultato è questo rinnovo dell'estate, un'estate settembrina più piacevole, quindi con temperature più sopportabili. Quindi un fine settimana di bel tempo, con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, un po' di attività, un po' di cumuli durante il pomeriggio. È un'attività maggiore di nuvolosità sui rilievi, ma non molto significativa, ecco, solo molto localmente potrà dare qualche brevissima precipitazione, ma ripeto, il tempo è stabile e rimarrà stabile anche nei primi giorni della prossima settimana. Un picco di peggioramento a metà settimana e poi di nuovo la continuazione di questa bella estate. E le temperature si mantengono al di sopra della norma, ma intorno ai 26-28 gradi, quindi sopportabili. I valori minimi intorno ai 16-18 gradi. Adesso le notizie dal Bellunese. La politica in primo piano, simbolico passaggio del testimone nel pomeriggio fra Gianpietro Possamai e Franco Gidoni, fresco di nomina a commissario della Lega provinciale di Belluno. Guardiamo. Un mandato per costruire e allargare il partito Lega per Salvini Premier, per creare una nuova compagine e arrivare solidi all'appuntamento con i congressi. Al consigliere regionale Franco Gidoni, Gianpietro Possamai passa il testimone di commissario provinciale della Lega bellunese e stavolta si tratta di un vero commissariamento. È una bella sfida, ma non ho intenzione di stare qui per anni, al massimo fino alla campagna per le regionali, esordisce Gidoni, che porta in eredità l'esperienza maturata alla guida del partito a Padova. Il partito ha una bella base, una bella militanza come Lega Nord che continua a lavorare e stiamo dando l'opportunità a più gente attraverso il tesseramento come sostenitore di affiancarci per condividere con noi un nuovo percorso. La guardia resta alta sulla madre di tutte le battaglie, quell'autonomia suggellata dal voto referendario che oggi sembra sempre più un miraggio. I parlamentari del Carroccio non lesinano critiche al governo Conte 2 e neppure al ministro Boccia del PD, che per un lapsus reiterato l'onorevole Paolo Saviane chiama Moccia, forse perché il film del regista e scrittore 3 metri sopra il cielo richiama metaforicamente una distanza ideologica che oggi mette a repentaglio il lavoro capitalizzato in 14 mesi di governo giallo-verde. Dispiace che il governo sia partito già col freno a mano tirato, diciamo così, anche perché magari forse qualche piccola e formale apertura c'è stata, ma l'impressione è che non ci si voglia ascoltare molto. E domenica si ritornerà a Pontida. Domenica la grande Pontida, grandissima soddisfazione, 2 pullman da Belluno, che è una cosa che non succedeva più da qualche anno, e quindi tanta gente nuova, e quindi vuol dire che tutto sommato insomma ci siamo. Ancora tensione nell'amministrazione di Belluno perché prende spunto dal contestato progetto INLAB che abbiamo raccontato in questi giorni, ma si allarga a macchiadolo sull'azione complessiva della Giunta Massaro, la richiesta compatta di dimissioni del sindaco chiesta appunto dall'opposizione.
La richiesta è corale, accomuna tutte le liste di opposizione a Palazzo Rosso. Il primo cittadino di Belluno deve prendere atto che la sua amministrazione si è incagliata, non è trasparente, non chiarisce, è immobile rispetto ai grandi, così come ai piccoli ma significativi problemi della città. Per questo al prossimo Consiglio Comunale saranno chieste le dimissioni del sindaco. Il documento è al vaglio dei capigruppo e dei consiglieri delle liste di opposizione a Palazzo Rosso, che nel pomeriggio hanno incontrato la stampa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il contestato progetto InLab, ma nel calderone finisce tutto, dai 500.000 euro promessi per il Nevegal, di cui non c'è traccia di variazione dal bilancio, al restauro delle Gabelli, di cui i consiglieri da mesi non hanno novità, dai progetti per i grandi contenitori culturali alle opere pubbliche, al non avere mantenuto fede all'impegno di non andare al massimo ribasso negli appalti delle opere pubbliche che alla resa dei conti si sono incagliate, come è accaduto per il restyling del piazzale della stazione ferroviaria. La città è ferma, qualcuno, anche diversi cittadini ce lo chiedono. Tentiamo la strada di chiedere le dimissioni, se avesse un po' di onore e di dignità forse un passo indietro lo farebbe e darebbe un po' di respiro alla città che è sostanzialmente morta. Parole pesanti come macigni quelle dei consiglieri di opposizione, da Paolo Gamba del gruppo Belluno di Tutti a Fabio Bristot, gruppo misto, Francesco Pingitore, Patto per Belluno, Luciano Dapian, Lega e Raffaella Damiano di Obiettivo Belluno. Della partita anche il PD con Paolo Bello, oggi assente per motivi di lavoro. È un'amministrazione che ha circa 9 milioni di avanzo di amministrazione, di cui oltre 4 spendibili, e non li impiega per opere strategiche a beneficio dell'intera cittadinanza. È un'amministrazione che va bocciata su tutta la linea. Ma noi denunciamo la poca trasparenza e soprattutto direi la mancanza totale di programmazione, cioè qui navighiamo a vista, arriviamo al secondo mandato e siamo totalmente allo sbando. Continueremo a seguire questa situazione in evoluzione e anche in ebollizione. Intanto è muro contro muro fra le organizzazioni sindacali di categoria bellunesi del comparto pubblico sulla vertenza promossa dalla CISL per il recupero di 8 milioni di euro di arretrati per il cosiddetto tempo di vestizione riconosciuto nel nuovo contratto. Alle accuse pesanti sul metodo, che CGIL e UIL hanno definito irresponsabile e inaccettabile, CISL risponde oggi spiegando che la vertenza è l'unica modalità che esime l'ente pubblico da eventuali ricorsi per danno erariale. Spiace, dice CISL Funzione Pubblica, constatare una reazione così scomposta nei confronti di un'azione che mira esclusivamente a riconoscere un diritto ai lavoratori, ancorché pregresso. Se ci saranno risvolti positivi non sarà grazie a chi ha fatto un processo alle nostre intenzioni. Ricordiamo che al termine della prima settimana di recapito sono già un centinaio le adesioni pervenute dai lavoratori dell'ULSS 1 di Belluno. Il 10% di queste arriva da non iscritti alla CISL. Anche questa è una situazione che terremo nel nostro mirino nei prossimi giorni. E resteremo nel bellunese con 20:10 fra pochissimo, subito dopo il nostro telegiornale con Ferdinando Varino, perché ospiti di Ferdinando Varino sono Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti, e Alessandro Farinazzo, vicepresidente CAI regionale. E adesso le previsioni del tempo delle prossime ore. Grazie per averci seguito e arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Weekend estivo sull'Italia, l'alta pressione è in continuo rinforzo sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di sabato 14 settembre. Sul Veneto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima caldo ma del tutto gradevole, con temperature minime tra 10 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata di sole su tutte le province, anche in questo caso, come vediamo, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 28 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori settentrionali. Temperature minime sui 12 gradi, valori massimi tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.
Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.